Ecco la situazione meteorologica. Una perturbazione sul nord Italia determina l'aumento dell'instabilità, rischio temporali anche di forte intensità, specialmente sulle alture, ed un cambio climatico con temperature domani in netta diminuzione, ma sempre da domani inizia una nuova rimonta anticiclonica con fine settimana all'insegna del tempo nuovamente stabile e soleggiato. Sviluppo dei primi rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e sulla Val Bormida e Valle Scrivia, poi a metà pomeriggio transita aria più fresca in quota e determinando ulteriore aumento dell'instabilità, con diverse celle temporalesche che si muoveranno da nord-ovest verso sud-est e interesseranno gran parte della Liguria e quindi anche i settori costieri, ma i fenomeni più intensi si attendono nelle zone appenniniche e i versanti padani. Infine, nelle ore serali, netto miglioramento delle condizioni meteo da ovest, ampie schiarite. Venti in deciso rinforzo per il transito della linea temporalesca con raffiche fino a burrasca forte, così anche il mare che sarà in aumento motondoso fino a mare mosso in serata. Temperature invece in deciso calo, le massime non saranno oltre i 29 gradi. Per domani, giovedì 2 luglio, i previsori della Limete si attendono cielo parzialmente sereno al mattino, residua nuvolosità su levante e estremo levante ma senza fenomeni, poi nel pomeriggio consueta attività cumuliforme sui rilievi più alti. Venti tesi o fino a forti da nord, specialmente tra Savonese e Genovese, mare mosso al mattino in calo a poco mosso nel pomeriggio e temperature in generale diminuzione.